Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tragico incidente questa mattina sulla ferrata all'altezza di Varmo. Erano le 11 quando una Golf è andata a schiantarsi contro un camion proveniente dalla direzione opposta, sempre lungo l'ex strada provinciale 95. Lo schianto semifrontale è stato violentissimo, inutili soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, giunti in breve tempo anche con l'elisoccorso regionale. L'automobilista alla guida della Volkswagen è morto sul colpo tra le lamiere contorte della sua vettura e cause e dinamica del sinistro sono ora al vaglio dei carabinieri di Latisana. Inevitabili disagi lungo l'arteria extraurbana che taglia la bassa friulana in diagonale da Udine Ovest fino quasi a Portogruaro, già teatro di numerosi incidenti spesso causati dall'alta velocità degli automobilisti. Il grande scrittore e intellettuale di lingua slovena di Trieste Boris Pahor è morto all'età di 108 anni. Nato a Trieste nel 1913, Pahor è considerato il più importante scrittore sloveno con cittadinanza italiana e una delle voci più significative della tragedia della deportazione nei lager nazisti raccontata in Necropoli, ma anche delle discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il regime fascista. L'intellettuale, testimone in prima persona delle tragedie del Novecento, ha scritto una trentina di libri tradotti in decine di lingue, tra cui Qui è proibito parlare, Il rogo nel porto, La villa sul lago, La città nel golfo. Si è dunque spenta l'anima e il testimone di un secolo, il Novecento, in tutte le sue eccezioni più terribili, osservato e sviscerato della sua Trieste. Pahor era nato da una famiglia di slavi di origine carsolina, duri, senza lingua né sentimento nazionale, raccontava egli stesso in Figlio di nessuno, l'autobiografia pubblicata da Rizzoli. Pahor fu tra l'altro testimone a soli 7 anni del rogo del Narodni Dom per mano degli squadristi, ma furono i lager l'esperienza chiave per Pahor. Più volte candidato al Nobel, era rimasto sempre lucido, malgrado l'età, dedico le onorificenze a tutti i morti che ho conosciuto nel campo di concentramento e alle vittime del nazifascismo e della dittatura comunista, aveva detto 2 anni fa sempre nella sua Trieste, ricevendo i titoli di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e quello sloveno dell'Ordine per meriti eccezionali dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella e Borut Pahor. L'amministrazione regionale, per voce del Presidente Massimiliano Fedriga, esprime cordoglio per la scomparsa di Boris Pahor, intellettuale che ha trasformato la propria drammatica esperienza personale in testimonianza utile a comprendere le tragedie del Novecento. Mattinata di disagi per gli studenti e le famiglie della regione per lo sciopero nazionale della scuola. Molti studenti questa mattina non sono riusciti a entrare in classe dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori, altri hanno iniziato regolarmente le lezioni, trovandosi poi a dover uscire dall'istituto perché non c'erano gli insegnanti delle ore successive. Questo ha costretto molti genitori a correre ai ripari, recuperando i figli a scuola, ed erano circa un centinaio. Questa mattina i rappresentanti di Filc, CGIL, CISL, UIL, Gilda, UNAMS, SNAMS, Confals, scuola, presenti al sit-in davanti alla prefettura di Udine in occasione dello sciopero nazionale. Circa un centinaio qui fuori dalla prefettura hanno aderito al sit-in. Partiamo dalla CISL con Gianluca Tincano, CISL Scuola Friuli Venezia Giulia. Partiamo dalle ragioni innanzitutto e da come sta andando. Il problema è che la scuola ha un grosso punto interrogativo e il grosso punto interrogativo è non da parte nostra ma è da parte dei governi che si sono succeduti. La scuola è un presidio di democrazia? Vogliamo renderlo tale? Vogliamo continuare che il nostro paese sia un paese democratico fondato su diritti conosciuti prima di tutto? La scuola è un presidio fondamentale per questa cosa. Non esisterebbero altri settori senza la scuola. La scuola è un settore fondamentale, solo che noi lo diciamo da anni, altri non l'hanno ancora capito. Renata Della Rica, cosa vi attendete dall'incontro con il prefetto? Ci porteremo tutte le istanze di CGIL, CISL, UILS, SNALS, di tutte le parti sindacali, perché per noi come sindacato è importante la contrattazione, un rinnovo di un contratto scaduto già da 3 anni e non si può fare legiferare certe materie che per noi sono fondamentali a livello di contrattazione. Per legge non si può fare la contrattazione, i rinnovi del contratto
solito si fanno o sedendosi ai tavoli con le parti sindacali. Su tempi e contenuti dello sciopero odierno della scuola è contraria all'Associazione Nazionale Presidi per la numero 1 regionale Teresa Tassanviol. Questo è un film già visto troppe volte, mentre servono insegnanti di qualità e valorizzati per dare il meglio agli studenti. Lo sciopero indetto dai sindacati della scuola va rispettato, ma su tempi e contenuti l'Associazione Nazionale Presidi dimostra parecchio scetticismo. Proporlo a fine anno, sottolinea la numero 1 della ANP del Friuli Venezia Giulia, Teresa Tassanviol, oltretutto al termine di un periodo così complicato, non credo sia la scelta più felice. Quanto alle motivazioni, per Tassanviol sono in parte condivisibili, ma non è più pensabile una richiesta a pioggia di aumentare il numero di docenti, con la stabilizzazione dei precari o di elevare gli stipendi. Servirebbero invece una maggiore qualità e una valorizzazione del corpo insegnanti. Quelli che servono in più, sottolinea la presidente regionale dell'ANP, devono essere preparati per dare un servizio migliore agli alunni. Questo è il vero obiettivo che deve porsi oggi la scuola, e su questo dovrebbe giocare anche un ruolo fondamentale la formazione degli insegnanti, che spesso è lasciata in secondo piano, non potenziata adeguatamente. Uno sciopero così, conclude Tassanviol, sa di film già visto troppe volte, un vecchio modo di fare che non porta a grandi risultati, mentre la scuola oggi ha bisogno di alzare il livello puntando sulla qualità. Da lì, conclude Tassanviol, bisogna ripartire per garantire agli studenti di avere a disposizione il meglio per la loro formazione scolastica. Da lunedì 30 maggio si aprono le iscrizioni per i servizi educativi erogati dal Comune di Udine nelle scuole statali, primarie e cittadine. Le domande di preaccoglienza, post-accoglienza e dopo scuola per l'anno scolastico 2022-2023 dovranno pervenire entro il 18 luglio 2022. Si tratta di servizi educativi di forte impatto sulle famiglie udinesi, afferma l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni, importanti sia per conciliare i tempi di vita e del lavoro dei genitori che per rispondere alle esigenze di socializzazione e crescita dei bambini, soprattutto a seguito del periodo pandemico che ha ridotto le possibilità di interazione tra coetanei. Il Centro Internazionale di Scienze e Matematiche di Udine lancia un progetto per stimolare futuri ricercatori nelle materie STEM. I professori delle migliori università del mondo mostreranno a 60 giovani i modelli matematici applicati allo sport. I professori delle migliori università del mondo spiegheranno agli studenti dei licei di Udine a settembre i segreti degli sport utilizzando modelli matematici. Il progetto, ideato dal CISM, vuol fare innamorare i giovani delle materie scientifiche alla vigilia della scelta dell'università a cui iscriversi. Oggi nella sede di Palazzo del Torso si sono dati appuntamento 60 studenti del liceo classico Stellini, degli scientifici Marinelli e Copernico, del tecnologico Malignani. L'iniziativa è stata realizzata dal CISM in collaborazione con i 4 licei della città e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, con il sostegno della Fondazione Friuli. È stato possibile organizzare per oggi una prima giornata in cui è stato fatto un piccolo seminario per cercare di spiegare agli studenti quella che può essere la metodologia scientifica di ricerca delle materie tecnico-scientifiche. E è stata propedeutica a quella che sarà la terza fase di questo progetto, che prevederà la partecipazione dello stesso numero di studenti e particolarmente degli stessi studenti e degli stessi insegnanti a eventi organizzati invece con la collaborazione di colleghi dell'Università La Sorbona di Parigi e MIT di Boston. Questo evento si terrà in settembre e speriamo in questo modo di riuscire a coinvolgere sempre di più gli studenti delle scuole superiori verso un mondo che è quello della ricerca scientifica e tecnologica inclusiva. Un giro di vita, nel senso letterale del termine, è stato impresso questa mattina dal personale del CAF per dimezzare i consumi dell'acqua del campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. L'operazione è avvenuta attorno alle 9 di mattina alla presenza dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e degli agenti della polizia locale. Nelle scorse settimane era stata avviata la prima parte dell'intervento con il rifacimento del pozzetto dell'acqua su suolo comunale all'esterno del campo nomadi. Abbiamo
abbiamo finalmente ripristinato una condizione di equità, spiega l'assessore Ciani. Il servizio di fornitura dell'acqua è garantito, ma la stagione degli sprechi è finita. Il campo nomadi si beve letteralmente circa 100.000 litri d'acqua al giorno. Lo scorso anno il comune ha pagato 26.000 euro per questo consumo spropositato e irragionevole. Non siamo disposti a continuare a pagare conti del genere. La quota vitale di acqua è stimata in 50 litri al giorno a persona. Il CAFC ha stabilito una soglia di 200 litri al giorno. Di fatto il campo nomadi consumava acqua come fosse una piscina olimpica. Non abbiamo chiuso i rubinetti, prosegue Ciani, abbiamo semplicemente limitato la portata dell'acqua, spiegando ai nomadi le ragioni dell'intervento. Chi vorrà potrà chiedere l'installazione di un proprio contatore e pagare l'acqua effettivamente consumata. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.